Lavoratori del settore della vigilanza privata in sciopero questo venerdì in Friuli Venezia Giulia per chiedere il rinnovo dei contratti integrativi e maggiori tutele. A Udine, nella sede della CISL, le rappresentanze sindacali hanno spiegato le principali criticità e necessità. Interessa circa 2.500 lavoratori fra armati e non armati nella regione per la mancanza del tavolo regionale per integrativi scaduti da oltre 10 anni, siamo quasi a 14 anni, e vorremmo in qualche modo portare al tavolo non solo la parte economica ma anche quella legata alla sicurezza e più che altro anche quella legata anche all'assistenza, andando a formare anche gli enti bilaterali. Dobbiamo dare normative, dobbiamo dare diritti e tutele a un settore che si carica di tantissime responsabilità. Le retribuzioni sono basse sia per chi è armato, quindi ha una responsabilità anche di un'arma che ricade proprio sulla persona, e sia sulla parte dei servizi fiduciari, che è ancora meno retribuita e in cui si è allargato sempre di più la platea delle mansioni che vanno a coprire. Una guardia giurata fatica anche a raggiungere i 1.200 euro, per capirsi, avendo un'arma con tutte le responsabilità, i decreti che deve avere e tutti, diciamo, i corsi formativi e le responsabilità penali. Ad oggi i contratti integrativi in regione sono ancora 4, creano una mancanza di omogeneità molto forte, molto sentita dai lavoratori e dalle lavoratrici, anche perché si tratta di lavoratori che si muovono da un territorio all'altro e quindi è anche difficoltoso per le aziende applicare un integrativo piuttosto che un altro, senza contare che le associazioni datoriali ci negano un tavolo, ci negano l'andare avanti di un tavolo, dare gambe alle nostre richieste, però poi loro, per sopperire all'assenza di personale, tra di loro applicano quello che riescono senza assolutamente nessun tipo di regole per riuscire ad accaparrarsi un lavoratore, una lavoratrice in più. Questo crea ovviamente un turnover molto forte e soprattutto un'assenza di formazione per quanto riguarda la salute e sicurezza.